Buongiorno, buongiorno con Focus TG Tanta Cronaca. Anche oggi partiamo dal ritrovamento di un cadavere nelle acque del Lido di Venezia. Una 51enne è stata trovata a San Nicolò. Non è ancora stato accertato quali siano state le cause della morte. Ci collegheremo più tardi con Christian Arboit. Poi parleremo anche di due rapine, una messa a segno a Dolo, è stata praticamente svuotata una gioielleria dopo che i malviventi hanno usato un'auto come ariete, hanno sfondato la vetrina, e poi anche proprio una rapina in pieno centro a Treviso, nella farmacia di Calmaggiore. Ci arriveremo tra pochissimo. Intanto andiamo a Vicenza, perché c'è stata una maxi operazione delle Fiamme Gialle, 2 arresti, diversi indagati, 8 le società coinvolte per frode fiscale e bancarotta nel commercio dei pneumatici, società coinvolte tra Vicenza, Padova, Albignasego, Mestrino e Venezia. Sentiamo Luisa Bertini con il colonnello Francesco Sodano della GDF Vicentina. Sì, una vasta operazione della Guardia di Finanza di Vicenza che ha sgominato un sodalizio criminale dedito al commercio dei pneumatici. Noi siamo in compagnia del colonnello Francesco Sodano che ci spiega la vasta operazione. Sì, effettivamente si tratta di una strutturata frode fiscale nel settore del commercio di pneumatici, indagati in sostanza ricorrendo a una montagna, direi, di fatture false. Parliamo di 28 milioni di fatture false, e attraverso l'utilizzo di 8 società, tra le quali appunto società cartiere, cioè formalmente operative ma in realtà non operative, ma dedicate soltanto all'emissione di carte, cioè di fatture false, riuscivano ad immettere nel mercato non soltanto regionale ma direi anche nazionale, visto che si appoggiavano anche a una piattaforma via web, quindi vendevano anche online, ad immettere, dicevo, nel mercato nazionale e regionale in particolar modo pneumatici a prezzi ovviamente ribassati. Parliamo di pneumatici che venivano venduti con un ribasso medio del 20% ma anche di più. Tutto ciò ovviamente va ad inquinare quello che è l'economia sana e l'economia legale, perché si tratta evidentemente di una forma di concorrenza sleale nei confronti della moltitudine di operatori onesti che appunto sono dediti a questa tipologia di commercio nello specifico settore dei pneumatici. La particolarità dell'indagine, che è stata avviata quando chiamiamolo il capo, il vertice del sodalizio, era già detenuto in carcere per analoghe condotte fraudolente. Sostanzialmente lui già dal carcere ha iniziato a riorganizzare tutto il meccanismo fraudolento, reclutando anche una testa di legno direttamente da un detenuto di origine extracomunitaria che era appunto associato al carcere di Due Palazzi di Padova. Da lì in poi, con l'appoggio anche di soggetti terzi esterni, compreso un ragioniere, quindi ha dato gli strumenti giuridici al sodalizio, e con l'appoggio e la complicità di alcuni familiari si è riorganizzato, quindi hanno aperto nuove società utili allo scopo fraudolento e hanno iniziato nuovamente a rimettere appunto sul mercato pneumatici a prezzi altamente concorrenziali. Ecco, tante le perquisizioni in corso, non soltanto nel Vicentino. Sì, abbiamo utilizzato ben 40 militari, tutti della Guardia di Finanza di Vicenza, perché c'erano numerosi obiettivi che ci aveva dato la Procura di Vicenza che ha diretto le indagini. Si tratta evidentemente, come si fa in questi casi, di perquisire le abitazioni, tutti i luoghi nella disponibilità degli indagati, oltre ovviamente alle sedi societarie. Abbiamo sequestrato numerosa documentazione anche informatica e adesso ci dedicheremo, sotto la direzione del Pubblico Ministero, all'analisi di tutto questo materiale. Una particolarità: mentre appunto si trovava detenuto a Padova, quindi sempre a seguito della prima indagine per la quale era stato condannato, il vertice del sodalizio, quindi l'imprenditore, è riuscito ad ottenere la scarcerazione facendosi affidare ai servizi sociali, in realtà indicando di prestare manutenzione appunto come piccolo manutentore presso un'associazione dilettantistica sportiva di rugby, grazie a delle false attestazioni che sono state rilasciate dal presidente e da uno degli allenatori di questa associazione dilettantistica di Vicenza. Questa era Luisa Bertini da Vicenza con le Fiamme Gialle. Dicevamo di un cadavere ritrovato questa notte al Lido di Venezia, nelle acque di San Nicolò. È una donna di 51 anni, ci dice tutto per quanto possibile in questo momento, perché non ci sono tantissimi particolari. Christian Arboit.
Sì, direttore, buongiorno dal Lido di Venezia. L'allarme è scattato ieri sera tra le 22 e le 23 quando si è visto riaffiorare questo corpo dai canali della laguna tra San Nicolò e Santa Maria Elisabetta, proprio al Lido di Venezia. Il corpo appunto di questa donna era privo di vita, trovato in acqua, e subito chiaramente è scattata la mobilitazione di uomini e mezzi, sul posto ovviamente anche le forze dell'ordine che hanno avviato subito un'inchiesta. Ogni ipotesi in questo momento resta aperta, dal fatto di sangue al gesto estremo. Non sta aiutando il fatto che questa donna non abbia un'identità certa, anche per questo si stanno sentendo i testimoni che ieri sera erano presenti, si stanno sentendo anche degli stranieri che solitamente albergano in quella zona, alcuni bivaccano nel vero senso del termine, quindi non si sta lasciando nulla al caso e si sta procedendo con estrema cautela e, ripeto, senza lasciare nulla al caso. Tra l'altro l'autorità giudiziaria veneziana ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato al momento per ricostruire cosa sia accaduto. Parliamo del Lido di Venezia, già sconvolto dalla tragedia che nella notte di sabato, nella notte dei fuochi del Redentore, la tragedia che è costata la vita a Linda Zennaro, morta dopo un bagno nella zona del faro Rocchetta agli Alberoni. Linda aveva assistito allo spettacolo pirotecnico in laguna assieme al compagno e a seguito di una immersione in una canaletta nell'area del faro appunto non è più riemersa. Quindi 2 donne morte in pochi giorni al Lido di Venezia. Ovviamente i fatti non sono correlati, però per l'appunto non si sta lasciando nulla al caso. Per il momento dal Lido di Venezia è tutto, direttore, ti restituisco la linea. Grazie molto a Christian Arboit. Adesso andiamo in diretta a Treviso da Lucio Zanato per la rapina messa a segno in una farmacia centrale a Treviso in Calmaggiore. A te Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Mi trovo nel vero cuore della città di Treviso. Siamo a metà del Calmaggiore, quindi della strada principale, e questa è la farmacia che ieri è stata al centro di questo fatto di cronaca. Cosa è successo? Intorno alle 14:30 un bandito solitario è arrivato, ovviamente con un cappellino e occhiali, quasi fosse un turista, per cercare così di non essere riconoscibile. Ha atteso, facendo finta di guardare i negozi, che non ci fosse nessuno all'interno della farmacia, e poi è entrato. Alle 2 commesse che erano all'interno, le 2 farmaciste, è stato veloce, pratico, ha chiesto datemi subito i soldi. Le 2 ragazze si sono scostate, lui è passato dall'altra parte del bancone e ha portato via 600 euro. Naturalmente la minaccia della rapina l'ha fatta, pare, con una pistola in mano, bisognerà capire se vera o giocattolo, e poi si è dileguato in pochissimi secondi. Tra l'altro un particolare: quando se n'è andato ha anche ringraziato le 2 farmaciste. Questo il fatto di cronaca accaduto alle 14:30, ripeto, di ieri, in pieno centro a Treviso, e quindi questa cosa naturalmente pone un problema di sicurezza che oggi il sindaco della città ha cercato di, come dire, di abbassare i toni, dicendo che è un caso isolato, che è un caso che comunque naturalmente non può non far pensare, ma considerando il numero di telecamere, considerando anche per certi versi la goffaggine, ci ha detto prima nel corso dell'intervista, dell'azione del malvivente, sicuramente non è da ascrivere a un rapinatore professionista. Naturalmente indagini in corso, il rapinatore è stato ripreso sia dalle telecamere interne che da quelle esterne,
esterne della farmacia e quindi riconoscibilissimo, ci dicono dagli inquirenti, sia per quanto riguarda il circuito di videosorveglianza della polizia locale, sia per quanto riguarda le altre telecamere degli altri negozi. Si sa più o meno già qual è stato il suo itinerario, c'è da capire se a un certo punto ha preso addirittura il treno ed è andato in un'altra città, oppure se è ancora nei paraggi qui della città di Treviso. 600 euro, ripeto, il bottino della rapina ieri, 14:30, pieno centro di Treviso, e l'unica cosa che poi rimane da dire è che le due farmaciste oggi erano regolarmente al lavoro e si sono dichiarate non diciamo così impensierite. Hanno detto anzi, noi anche dopo quello che è successo abbiamo continuato a lavorare tranquillamente perché ci sentiamo sicuri all'interno della città. Maggiori particolari ovviamente nel servizio di questa sera. A te la linea, direttore. Grazie molte a Lucio Zanatto in diretta dal centro di Treviso. Vediamo purtroppo ancora la serie di incidenti che sta funestando il Veneto. Ad Altavilla Vicentina c'è stato uno scontro tra due auto ieri sera, 3 feriti di cui uno in gravi condizioni. Luisa Bertini. Grave incidente poco prima delle 21 lungo la statale 11 ad Altavilla Vicentina per uno scontro tra due auto, coinvolta di striscio anche una terza vettura. 3 i feriti, di cui uno grave, trasferito in rianimazione al San Bortolo. L'impatto violento ha causato anche dei detriti presenti sulla carreggiata per oltre 100 metri. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta, ha messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una delle auto un uomo rimasto incastrato nell'abitacolo. Il ferito è stato rianimato sul posto dal personale sanitario del SUEM e dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito in ambulanza in codice rosso in ospedale. Estratta anche la coppia di cingalesi a bordo del secondo mezzo, anche loro rimasti bloccati all'interno dell'auto. Entrambi sono stati assistiti dal personale sanitario e poi trasferiti in pronto soccorso. Coinvolta di striscio una terza vettura, illeso il conducente. Cause dell'incidente al vaglio dei carabinieri che hanno eseguito i rilievi. Durante le operazioni di soccorso il traffico è stato deviato su una viabilità alternativa. Le operazioni dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza del luogo si sono concluse in tarda serata. Il motociclista che è stato investito da una corriera MOM a Cison di Valmarino era in sella alla sua Harley Davidson, una svolta improvvisa e l'impatto che è stato fatale per l'uomo. Nei confronti dell'autista è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. Si tratta ovviamente di un atto dovuto. Il terribile schianto, la moto a terra. A Cison di Valmarino oggi è la giornata del dolore. Giampaolo Benvenu, 72 anni, viveva poco distante dal luogo della tragedia, nella frazione di Tovena. Originario di Padova, la sua passione, l'Harley Davidson. Quella passione che l'ha tradito. In procura è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. L'autista della MOM è stato indagato, ma questo è solo un atto dovuto proprio a sua garanzia per permettere, in caso di perizia cinematica, di poter partecipare con un proprio perito. Il grave incidente è avvenuto lungo via Indipendenza, la strada che collega Cison con Tarzo. L'uomo, in sella alla sua moto, all'altezza di uno svincolo, avrebbe svoltato all'improvviso, non accorgendosi che stava arrivando la corriera della MOM. L'impatto violentissimo, la due ruote si è fermata ad una ventina di metri a terra, il 72enne morto sul colpo. Sul posto i carabinieri che stanno accertando l'esatta dinamica della tragedia, anche se al momento, secondo quanto emerso, l'autista della MOM non avrebbe alcuna responsabilità. A bordo del bus una decina di passeggeri turbati ma tutti incolumi. Sotto shock l'autista, che è sceso subito dal mezzo per prestare soccorso, ma per Benvenu non c'era più nulla da fare. Il 72enne era nato a Padova, dove aveva vissuto da qualche tempo, poi si era trasferito nella Marca. A terra i segni dell'incidente, la strada è rimasta chiusa per permettere i soccorsi e i rilievi di legge. L'autista del bus, traumatizzato, è stato portato in ospedale. Una lunga scia di sangue nella Marca provocata a volte dalla troppa sicurezza oppure dalla disattenzione. Servizio di Daniela Sizia, in regia oggi Renato Cappoia con Simone Merlo. Andiamo a purtroppo Goliga di Sant'Urbano. C'è stato un malore all'origine della morte di Domenico Toffoli, di 80 anni, che ieri è uscito autonomamente di strada ribaltandosi contro una siepe in via Codalonga. Era morto sul colpo. Vediamo il ricordo del nipote.
Sono arrivato a casa, l'ho incrociato nel cortile come tutte le mattine, noi ci salutiamo alzando semplicemente il braccio come si faceva una volta e niente, poi quella è stata l'ultima volta che l'ho visto. Mi è arrivata una chiamata mezz'ora dopo, penso, e da parte di mio papà che mi diceva che il nonno aveva fatto un incidente. Ho corso più che potevo, sono arrivato qui per primo, dei parenti, però mi hanno detto che insomma non c'era più nulla da fare. Quasi certamente è stato un malore all'origine del dramma che ha colpito Domenico Toffoli, 80enne, alpino e agricoltore in pensione, che questa mattina era uscito di casa al volante della sua Opel verso le 9:45 per andare a comprare un pezzo di ricambio per il suo trattore. Ma a pochi metri da casa, in via Codalonga, a Godega di Sant'Urbano, si è sentito male. Ha urtato con la ruota contro un furgone Vito Mercedes e poi si è ribaltato, finendo la sua corsa contro la siepe di un'abitazione. Una persona ben voluta da tutti, grande lavoratore, amato e ancora attivo nella vita del paese e della comunità, che ha lasciato bellissimi ricordi in quanti lo hanno conosciuto. Era alpino, lui era sempre attivo sia nei campi, con noi giocava a carte, era allegro, simpatico, aveva sempre la battuta pronta, quindi ho un bellissimo ricordo di mio nonno. Mi ha insegnato tanto, soprattutto dei sani valori come sacrificio, stare sempre comunque in famiglia, uniti, quindi lo porterò sicuramente sempre con me. Domenico non aveva nessun problema di cuore, dicono i figli Paolo, Fabio e Gianni. Difficile dunque darsi delle spiegazioni. Vano è stato ogni tentativo da parte dei sanitari del SUEM 118, arrivati anche con l'elicottero decollato dall'ospedale Cafoncello di Treviso, di rianimarlo. Una di quelle persone proprio buone, no? Quando parliamo di persone buone che si dedicano agli altri, veramente una bella persona. Infatti quando ho saputo questa mattina dell'incidente, insomma, ne sono rimasta anche dispiaciuta conoscendolo personalmente. Domenico lascia la moglie Elide, i 3 figli e 6 nipoti: Andrea, Francesco, Leonardo, Alice, Cristian e Lorenzo. Attenzione, attenzione, fate attenzione ai truffatori, sono scatenati di questi tempi, addirittura si vestono da poliziotti, si fingono tecnici dell'acqua. Andiamo a Colcerese in diretta da Monica Smiderle, che è insieme al sindaco di questo paese alle pendici dell'altopiano. A te, Monica. Sì, buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Siamo in diretta da Colceresa con il sindaco Enrico Costa. Che cosa è accaduto? Un tentativo di truffa ai danni di una famiglia di Colceresa. 2 persone si sono presentate, hanno suonato il campanello, sono arrivate con un'auto bianca con sopra un lampeggiante. Sicuramente uno dei 2 era vestito con una divisa da poliziotto, chiedendo di entrare in casa per prelevare dei campioni d'acqua, in quanto hanno raccontato, ma è ovviamente un tentativo di truffa, una sostanza nociva era stata sversata nell'acqua dell'acquedotto. Insomma, un caso particolare, per certi versi anche sconcertante, per il fatto che uno dei 2 truffatori indossava appunto una divisa da poliziotto. Sindaco, lei ha parlato anche con la persona vittima di questo tentativo di truffa, che cosa le ha raccontato? Buongiorno a tutti intanto. Allora, la persona che è stata vittima di questo tentativo di truffa mi ha di fatto confermato un po' la versione che ha indicato appunto queste 2 persone. Poi lui sicuramente anche ha reagito prontamente, devo dire, e gli ho fatto anche i complimenti per la lucidità con cui ha affrontato anche questo tentativo, e si è subito allarmato. Ha visto insomma che la situazione era un po' strana ed ha subito chiamato prima ETRA e poi le forze dell'ordine. Ed è stato poi il passaggio che ha di fatto fatto scappare poi queste 2 persone, perché hanno capito che la persona non era abboccata al loro tentativo di truffa e poi si sono dileguate. I 2, pensate, hanno chiesto anche a questa persona di staccare il cellulare, di staccare tutte le apparecchiature elettroniche presenti all'interno dell'abitazione. È stato anche questo, no? Un po' un segnale di stranezza di queste richieste.
Sì, anche un'altra cosa che mi ha accennato la persona, che spesso cambiavano magari versione, probabilmente fin da subito si sono accorti che avevano, tra virgolette, affrontato una persona, sì, magari in età anziana, ma una persona comunque lucida, che sapeva insomma affrontare anche questo tipo di difficoltà, e quindi si sono trovate un po' in imbarazzo a gestire la situazione. La cosa appunto che invito tutti a fare è prestare molta attenzione a questi tentativi di truffa, perché purtroppo sul territorio, lo stiamo vivendo, non è solo Colceresa ma insomma un po' tutto il territorio, stanno accadendo troppo spesso. Insomma, se si presentano, se suonano il campanello di casa persone che non convincono, persone anche che indossano una divisa come in questo caso, ma che fanno richieste strane, particolari, che si muovono in maniera insomma sospetta, bisogna chiamare le forze dell'ordine. Sì, allora intanto spesso magari anche si spacciano per tecnici comunali, tecnici dell'acquedotto, del gas o quant'altro. Ribadiamo fin da subito che nessuno si presenta senza un preavviso nelle vostre abitazioni, e in ogni caso chiedete sempre conferma, e se non siete sicuri una telefonata in comune, in ETRA o chi per esso, di conferma: è vero che sta succedendo questa cosa, e non fate entrare nessuno, perché quando sono entrati lì il danno è già fatto, perché poi sono delle persone manipolatrici che in qualche maniera riescono con l'inganno a non farti neanche accorgerti della truffa in atto. Io penso sempre alle persone anziane, da sole magari, non aprite mai a nessuno se non siete sicuri della persona che avete davanti. Anche in questo caso era una persona con una divisa da poliziotto, quindi uno potrebbe dire sì, è una divisa poliziotto, probabilmente anche verosimile, però anche lì fortunatamente questa persona ha avuto la lucidità di dire no, mi pongo una domanda e faccio una telefonata. Quindi insomma l'appello che arriva anche dai nostri microfoni dal sindaco di Colceresa Enrico Costa: non aprite agli sconosciuti, prestate la massima attenzione. Io ringrazio il sindaco e restituisco la linea allo studio. Grazie Monica Smiderle, per la parte tecnica Alessandro Costacurta. Ottimi consigli del sindaco di Colceresa: mai abbassare la guardia, stare sempre molto attenti. Vediamo cosa fanno i carabinieri e che cosa consigliano i carabinieri, che hanno scelto come loro testimonial, soprattutto contro le truffe agli anziani, Lino Banfi. Sentiamo cosa ha detto qualche giorno fa ad Antenna 3 il comandante dei carabinieri di Treviso, Turrini. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Truffe agli anziani, l'Arma dei Carabinieri arruola il nonno d'Italia, Lino Banfi, per la campagna di sensibilizzazione volta alla prevenzione di questo reato in forte aumento negli ultimi anni. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un incremento notevole di queste truffe. Dal 2019 al 2023 si stima un aumento del circa il 20%. Dal finto appartenente alle forze dell'ordine al falso tecnico del gas o dell'acqua, al sedicente avvocato che interviene chiedendo soldi dicendo che il figlio del malcapitato è rimasto coinvolto in un incidente, sono moltissimi gli espedienti messi in atto da questi malfattori per mettere a segno la truffa, un reato particolarmente odioso perché rivolto alle persone più fragili o indifese e che può avere gravi conseguenze, oltre che patrimoniali, anche psicologiche sulle vittime, di qui il rinnovato impegno dei carabinieri nella prevenzione. Accanto all'attività di contrasto che viene posta in essere quotidianamente dalle nostre stazioni, cerchiamo di accompagnare un'azione preventiva, un'azione dove poter veramente dare dei consigli, raggiungere il maggior numero di persone, di anziani, per poter dare appunto dei suggerimenti per contrastare questo fenomeno davvero odioso. Il messaggio della campagna antitruffe verrà diffuso dall'Arma il più possibile nella Marca, anche attraverso la collaborazione con enti ed associazioni che accanto ai carabinieri sensibilizzeranno gli anziani a prestare attenzione. Se qualcuno di persona al telefono chiede informazioni personali, chiede soldi, vuole entrare in casa, non abbiate dubbi, chiamate l'112. Noi possiamo aiutarvi. Oh! Aprite bene gli occhi, Aprite bene gli occhi, dice Lino Banfi, ha completamente
Ha completamente ragione, il servizio era di Marta Marangon. Adesso vediamo una storia incredibile, un'anziana ospite di una casa di riposo di Cittadella che ha avuto più di un anno una protesi sbagliata, è stata curata da un odontotecnico che di fatto operava come vero e proprio dentista, anche questo insomma. Cioè si configurano anche qui delle truffe, no? Uno si finge dentista e non è in grado di fare il lavoro. I figli dell'anziana si sono rivolti a un legale per chiedere i danni e pensano di procedere con una denuncia penale. Sentiamo Chiara Gagliani. Una protesi sbagliata e gravi problemi per un'anziana di 84 anni originaria di San Giorgio delle Pertiche, in passato ospite di una casa di riposo di Cittadella, tanto che i figli si sono rivolti a un legale per tutelare gli interessi della mamma. Tutto nasce quando, su suggerimento della struttura, si rende necessaria una nuova protesi dentaria per l'anziana. La realizzazione è affidata a un professionista suggerito ai figli. Si è rivelato essere in realtà un odontotecnico, quel che è più grave è che il consiglio è venuto da anche persone titolate all'interno della struttura, perché la signora ovviamente nelle condizioni in cui era aveva difficoltà a parlare e a nutrirsi e quindi questo le creava gravi disagi sia nei rapporti con gli altri ospiti e quindi anche a livello sociale. Si presentò questo professionista che operò in una stanza messa a disposizione della struttura, non operò fuori, e fecero una prima protesi ma non andava bene. I signori se ne lamentarono. Fallito anche il tentativo di sistemare la protesi. Così è intervenuta un'assicurazione, hanno fatto intervenire un'assicurazione ed è stata fatta una nuova protesi, ma anche quella non andava bene. In tutto questo quindi sono cominciati i dubbi sia per i costi, sia per effettivamente la bontà dei lavori. E quando il professionista ha rilasciato una ricevuta, i miei clienti si sono resi conto che lui in realtà era un odontotecnico oltretutto, quindi hanno scoperto che esercitava abusivamente la professione medica. Inutile ogni dialogo, tanto che il legale, per conto della famiglia, ha presentato una richiesta di risarcimento sia all'odontotecnico sia alla casa di riposo. L'anziana nel frattempo ha lasciato la struttura di Cittadella, ma resta con il suo problema originario. È ancora priva della protesi necessaria. A breve, spiega l'avvocato, sarà presentata all'autorità giudiziaria denuncia querela. Molti gli aspetti che non risultano chiari anche dal punto di vista fiscale. Le fatture presentate ai familiari, infatti, non risultando di tipo sanitario, non sono deducibili. Una clamorosa rapina, anzi furto, a dire la verità, a Dolo. Hanno sfondato la vetrina con l'auto, un furto in gioielleria in pieno centro. Andiamo subito in diretta a Dolo da Ilaria Marchiori e da Sandro Ponchio. Ilaria Marchiori, che peraltro non è in buone condizioni di salute, grazie per il collegamento. Ilaria, a te. Eccoci qui direttore, ci troviamo proprio di fronte alla gioielleria all'interno della quale questa notte intorno alle 3 sono arrivati i ladri, ma insieme a noi c'è proprio il titolare della gioielleria Danieli. Come potete immaginare è molto provato, ci può raccontare, perché lei ha visto esattamente com'è andata dalle telecamere videosorveglianza, ovviamente perché lei non era qui e ha detto anche fortunatamente. Sì, praticamente dalle telecamere si vede che arrivano queste due vetture, una Panda bianca la quale ha tentato appunto di sfondare la porta d'entrata, non c'è riuscita per 2 volte, la terza volta ha tentato frontalmente di sfondarla ed è riuscita a scardinare la porta è rimasta in piedi, non ha avuto nessun problema, però si è scardinata e poi i malviventi sono riusciti ad entrare, ecco, tutto qua. Lei è molto provato, ha detto che questa è proprio una sua creatura, come se fosse un figlio. Per me io non ho figli, per me è un figlio perché ho la passione di questo lavoro, di creare gioielli, di venderli, poi di lavorare con tantissime aziende.
e per me è come se avessero toccato parte di me, della mia famiglia, quindi non mi era mai successo una cosa del genere. Fortunatamente non sono entrati di giorno con armi, ho 2 colleghe, 2 dipendenti che sono bravissime e quindi prima l'incolumità delle persone, dopo il resto poi qualcosa si farà. Senta, è ovviamente presto per una prima stima dei danni, però lei ha detto che si aggira, non potrebbe raggirarsi anche intorno ai 100.000 euro? Sì, tranquillamente sì, perché ho il negozio, era un sogno di averlo qui in questa piazza, ce l'avevo fino al 2019 in una via qui sopra. Sono riuscito a fare tanti sacrifici e tanti impegni e a comprare questo negozio e ho aperto qua sotto proprio perché c'è molto passaggio, molta visibilità, quindi era per me un sogno che sarà realizzato, continuerà il mio sogno, ritorneremo sicuramente più forti di prima, però lo schiaffo è stato pesante, ecco. Ecco, signor Danieli, un'ultima cosa le chiedo. Lei è tanto arrabbiato perché lei dice pene più severe? Molto sì, perché a me non piace mai far politica né da una parte né dall'altra, però penso che in qualsiasi settore dove ci sono problemi, parliamo di cose molto più importanti di questa, come può essere un omicidio, ne abbiamo visti in questi ultimi mesi sempre di più, e che poi non vengono a pagare, questi delinquenti non vengono mai a pagare quello che veramente meritano di pagare, di scontare le pene. Tanto questi questi individui li prendono, poi fra 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, sicuramente qualcuno poi li lascerà liberi e li lascerà di nuovo a ritornare a delinquere, ma hanno ragione, fanno bene, io dico hanno ragione perché tanto non pagano niente. Non pagano niente e quindi io penso che qualcuno dovrebbe mettersi la mano sulla coscienza e cercare di rivedere tutte le leggi, molte leggi in Italia. Partiamo dagli omicidi, partiamo dalla pedofilia, da tutto, e poi arriviamo anche a queste sono cose materiali, anche se segnano dentro, però vanno prese poi anche queste, perché comunque questo è il mio lavoro, è il lavoro che io amo, lo facciamo spesso a volte con molta attenzione, con molta paura, e non è giusto. Non è giusto. Non siamo tutelati noi, non sono tutelati i carabinieri che fanno polizia, le forze dell'ordine che fanno di tutto per impegnarsi a mantenere la serenità dei cittadini, e purtroppo anche loro hanno un lavoro che non viene appagato per quello che non hanno la soddisfazione poi di vedere il loro frutto, il loro impegno che possa dopo essere messo veramente con risultati efficaci. Ecco, questo è l'ennesimo appello anche al governo, quindi di conseguenza anche al Ministro Nordio. Io ringrazio il titolare della gioielleria Danieli, qui da Dolo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molto Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio a Dolo, e la nostra solidarietà al gioielliere e alla sua famiglia, perché questi sono traumi che segnano una vita, persone che lavorano facendo grandi sacrifici, che lavorano con passione, sapendo i rischi che corrono, e non meritano di quasi dover poi rinunciare a un loro sogno, a tutto quello che hanno fatto per avviare un'attività. Sono stati, a proposito, c'era anche la polemica sulle carceri, no? Uno dei motivi per i quali molti delinquenti poi vengono rimessi in libertà è che le carceri sono sovraffollate, allora sconti di pena, permessi premio, chi compie reati minori viene comunque a costoro viene concesso di circolare liberamente, e ci sono tra l'altro le rivolte dei detenuti per il sovraffollamento dei penitenziari. Qui andiamo a Venezia, quattro carcerati di origine magrebina che hanno messo a segno una protesta che ha tenuto in scacco anche gli agenti detenuti armati di Sprang. Gravi disordini a partire dall'1 di stanotte nel carcere veneziano di Santa Maria Maggiore. 4 detenuti di origine magrebina armati di spranghe di ferro ricavate dalle brande hanno messo a soqquadro il reparto d'appartenenza e tenuto in scacco per ore l'intero carcere, nonostante la professionalità degli agenti di polizia penitenziaria. I detenuti, ha dichiarato il segretario per il Triveneto del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria Giovanni Vona, hanno devastato la rotonda, l'ufficio della sorveglianza generale, distrutto
distrutto computer, registri, scrivanie e incendiato lenzuola e giornali. Sono stati chiamati in soccorso da casa i colleghi fuori servizio e solamente dopo una faticosa opera di mediazione la protesta è rientrata questa mattina, ha concluso Vona. Un episodio preoccupante che arriva a poco tempo di distanza dal suicidio di un detenuto nel carcere veneziano e per cui vari sindacati erano già insorti denunciando per l'ennesima volta la situazione ormai al collasso all'interno della struttura, anche per gli agenti di polizia penitenziaria, come ha evidenziato il segretario generale del SAPPE, Donato Capece. La situazione, ha detto, è allarmante, anche perché nelle scorse settimane altri agenti penitenziari nel Triveneto hanno subito aggressioni da parte della popolazione detenuta. Bisogna agire. A 2 anni dalla denuncia è arrivata la condanna per un operatore socio-sanitario di Padova accusato di aver abusato di una giovane paziente psichiatrica. Condannato a 7 anni di carcere per aver abusato più volte di una paziente minorenne mentre lei era in cura al servizio psichiatrico di Padova e lui, 50enne, invece lavorava nel reparto come operatore sociosanitario. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Venezia ha condannato il 50enne padovano accusato di aver violentato tra l'aprile e il maggio del 2022 la giovanissima paziente affetta da disturbo di personalità ed emotivamente instabile. L'operatore sociosanitario avrebbe approfittato della fragilità della paziente e, abusando del suo ruolo di OSS, l'avrebbe ripetutamente violentata. L'uomo inoltre va anche ripreso gli abusi, per questo è accusato anche di produzione di materiale pedopornografico. La storia di violenza era emersa dalle confessioni fatte dalla minorenne alla madre, a cui aveva raccontato di un'amicizia particolare con l'OSS, mostrando anche messaggi inequivocabili. La madre aveva segnalato il fatto prima alla direzione del servizio psichiatrico e poi alla procura di Padova, che aveva subito avviato l'indagine. Il 50enne è stato anche condannato ad un risarcimento danni che verranno quantificati dal Tribunale Civile. Servizio di Valentina Visentini, intanto come avrete visto e letto, ne abbiamo parlato anche ieri sera a Focus, il governo ha approvato un decreto per l'abbattimento delle liste d'attesa. Rimangono ovviamente le competenze delle regioni, le regioni avevano protestato perché si sentivano in qualche modo scavalcate dallo Stato, ma poi si è trovato un accordo e il decreto è passato. Andiamo subito in diretta a Padova da Valentina Visentini per sentire cosa dicono i medici di base. A te, Valentina. Sì, buongiorno direttore, noi siamo con il presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, il dottor Domenico Crisarà, per capire insomma dai medici di base, che sono veramente le prime sentinelle del territorio, quelli che si confrontano quotidianamente con i pazienti, quelli che prescrivono le visite, le cosiddette priorità insomma, che poi decretano anche le liste d'attesa. Dottor Crisarà, questo decreto del governo, il decreto liste d'attesa, introduce effettivamente delle novità o per noi della Regione Veneto queste novità c'erano già da tempo e comunque va sistemato in qualche modo la gestione delle liste, delle visite? Beh, grosse novità non ne introduce, perché l'apertura degli ambulatori nei festivi e prefestivi, nel notturno, è già una realtà pre-Covid in Veneto, che ha inciso molto poco. La questione delle agende comuni con il privato accreditato è anche una realtà da diverso tempo. Noi vediamo e studiamo i dati della Regione che ci fornisce sulle liste d'attesa, però viviamo una realtà, anzi i cittadini vivono una realtà che è leggermente diversa. Quello basta telefonare a un CUP per una prenotazione e si vedono i tempi che ci saranno. Per cui il problema secondo noi è un problema strutturale, un problema di persone, di uomini, è una pianta organica che ferma al 2004 e anche di incentivi veri ai professionisti perché facciano delle attività oltre. Non è molto simpatico che a un cittadino venga proposto dal CUP contemporaneamente un'ecografia nel giugno 2025, ma nello stesso tempo gli si dica in intramoenia a pagamento o dal privato 4 giorni dopo si ha la stessa prestazione. A livello legislativo ci potrebbe essere un sistema, lei ci spiegava, c'è una vecchia legge che potrebbe consentire che cosa? È una legge già del 98
che chiaramente però nessuno vuole applicare, per cui se la ASL non rispetta la priorità fissata dal medico, che ripeto non è una cosa così burocratica, la priorità è un atto medico, perché significa che quel cittadino deve avere per la sua salute deve avere quella prestazione in quel tempo, il cittadino può richiedere al direttore generale la stessa prestazione in intramenia ma a carico dell'azienda, oppure libera professione sempre a carico dell'azienda. Nel primo caso non pagherà nulla, nel secondo caso paga e poi gira la fattura alla ASL. È una vecchissima legge che non ha mai trovato applicazione, addirittura qualche CUP, mi riferiscono i pazienti, nega l'esistenza di questa cosa. Grazie allora dottor Crisarà, queste le perplessità dell'Ordine dei Medici. Da Padova è tutto, linea allo studio. Valentina e al dottor Crisarà. Valentina Visentin era, mi pare, con Federico Cibotto, se non ho visto male. Andiamo avanti con la sanità in qualche modo, perché ci sono i primi 2 casi di West Nile riscontrati nell'ULSS Euganea. Si tratta di 2 uomini rispettivamente di 73 e 86 anni residenti nella bassa padovana, colpiti da meningoencefalite, attualmente ricoverati agli ospedali riuniti Padova Sud nel reparto neurologia. La West Nile è trasmessa da punture di zanzare. Sentiamo cosa dice il dottor Luca Sbrogiò in un'intervista del Mattino di Padova della ULSS Euganea. Vediamo. Sono registrati negli ultimi giorni i primi 2 casi di malattie di West Nile nella bassa padovana. Sono anche i primi 2 casi che si registrano per la regione del Veneto. È un dato che non ci sorprende, in quanto già da un paio di settimane erano stati registrati nella parte sud della regione del Veneto delle zanzare con il virus, quindi trovando zanzare con il virus era verosimile pensare che alcune di queste potevano pungere soggetti fragili che manifestavano poi sintomi di malattia. È il caso appunto di queste 2 persone ricoverate con sintomi neurologici, una persona di poco più di 70 anni e un'altra più avanti con l'età di oltre 80 anni, che hanno avuto appunto di sintomatologia neurologica, sonnolenza, prevalentemente come sintomo principale. Quindi sono alle cure del caso, però come diciamo sempre in questi casi, essendoci le zanzare infette, quello della protezione personale con i repellenti, le maniche lunghe, i colori chiari e la zanzariera se si dorme la sera con le finestre aperte sono sempre delle indicazioni fondamentali per proteggere la propria salute. E questi erano i consigli del dottor Luca Sbrogiò, intervistato dal Mattino di Padova. Sembra essere di natura dolosa l'incendio divampato in un'abitazione di Marghera. Alcuni testimoni riferiscono di aver visto il proprietario appiccare le fiamme addirittura, ipotesi tuttavia da accertare. Quando siamo usciti avevo visto tutto quel fumo grigio, nero, venire fuori dalla casa e ci siamo spaventati. Lui si è spaventato tantissimo. Paura a Catene di Marghera per l'incendio che ha avvolto l'abitazione al civico 10 di Viale delle Viole intorno alle 20 di martedì sera. A dare l'allarme il nipotino di 10 anni di una vicina di casa. Affacciatosi dalla terrazza ha visto le fiamme e l'alta nube nera. È stato lui ad avvisare la nonna, che ha subito chiamato i vigili del fuoco. Subito i pompieri e anche l'ambulanza per la vicina di casa che è allettata e avevamo paura per lei. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, né i vicini di casa né i proprietari, marito e moglie, entrambi cinquantenni, ma con problemi di violenza domestica. Pare che lui fosse uscito da poco dai domiciliari e proprio per maltrattamenti nei confronti della moglie di origine moldava. Non a caso, nonostante lei fosse contenta di quella casa e rappresentasse il suo orgoglio, dopo averla ristrutturata per intero, aveva deciso di allontanarsi da quel marito violento per andare a vivere da sola. Ed ora spunta l'ipotesi del dolo. Sarebbe stato proprio lui, il marito, ad appiccare il fuoco, secondo quanto riferito da alcuni testimoni che l'avrebbero visto proprio nell'atto di appiccare materialmente le fiamme. Adesso sembra che sia stato lui ad appiccare il fuoco, il proprietario. Non lo so, si pensa.
In attesa di nuovi accertamenti, la casa ora è stata posta sotto sequestro e la proprietaria, la cinquantenne di origine moldava, accompagnata dalla figlia di 26 anni, è stata ricoverata in stato di shock in ospedale dopo aver visto cosa era accaduto. Sono persone un po' schive, non ci hanno mai dato confidenza. Il servizio di Anna Maria Parisi ha toccato anche Padova. La maxi operazione della direzione investigativa antimafia di Bologna, che ha portato all'ordinanza di 3 misure cautelari emesse dal Tribunale del capoluogo emiliano. Le ordinanze per i reati di intestazione fittizia di società e porto abusivo d'armi hanno raggiunto un imprenditore di origine calabrese da anni residente nell'Interland di Bologna, che attraverso una prestanome, un uomo residente a Padova, gestiva attività di ristorazione e gelaterie usando capitali di natura illecita. Il Tribunale ha disposto anche il sequestro delle 2 società intestate alla prestanome. La morte di Alex Marangon, ritrovato cadavere nel Piave dopo un rito sciamanico. La famiglia vuole arrivare alla verità e ha chiesto l'aiuto di una tossicologa forense per sapere da quali sostanze potrebbe essere stato indotto a compiere eventualmente un gesto estremo o a lanciarsi dalla terrazza. Il giovane che è rimasto vittima dopo questo rito sciamanico anche di un possibile omicidio, perché tutte le piste per il momento sono aperte. Dopo oltre 20 giorni dal ritrovamento del corpo di Alex Marangon saranno eseguiti gli esami tossicologici sul barista 25enne di Marcon. I legali della famiglia del ragazzo, gli avvocati Stefano Tigani e Nicodemo Gentile, hanno nominato Donata Favretto, esperta tossicologa forense dell'Università di Padova, ex componente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ad affiancare Antonello Cirnelli, il patologo scelto dai familiari come consulente di parte, ci sarà anche lei quando saranno effettuati questi accertamenti fondamentali per capire se e quale sostanza il giovane abbia assunto durante il rito sciamanico. Se sul corpo ci saranno tracce di ayahuasca e di altre sostanze naturali dall'effetto psicotropo e allucinogeno, dice Stefano Tigani, la Favretto li troverà. I test dovrebbero essere eseguiti tra la fine di questo mese e l'inizio di agosto. I risultati potrebbero almeno chiarire in parte il contesto nel quale si è consumata la tragedia. E se i giorni da quella terribile notte continuano a passare, non si sciolgono i dubbi e gli interrogativi su una morte ancora avvolta nel mistero. Questi accertamenti saranno un passaggio fondamentale per capire cosa sia successo la notte tra il 29 e il 30 giugno all'abbazia di Vidor, quando Alex è finito nelle acque del Piave per essere ritrovato soltanto 2 giorni dopo, 8 chilometri più a valle, a Ciano del Montello. La famiglia chiede la verità. Per questo i legali hanno depositato in procura una memoria scritta con la quale chiedono che tutti i presenti alla riunione siano sottoposti ad un esame del capello. Si tratterebbe di un test di ultima generazione che consentirebbe di trovare eventuali tracce di sostanze stupefacenti anche dopo diverse settimane. Quella sera, hanno spiegato i genitori, era previsto qualcosa di speciale, di diverso dal solito, ma cosa? Certo è che forse non è stato detto tutto. Manca ancora la versione dei curanderi che si sono allontanati subito dopo la scomparsa di Alex. Il 25enne quella sera era sconvolto, aveva urlato e poi era uscito dall'abbazia, seguito dai curanderi. Poi da quel momento non c'è più nessuna certezza. Servizio di Daniela Sizia, vediamo l'omicidio di Margherita Ceschin. Candy Maria Rodriguez, la 23enne accusata di essere l'intermediaria della banda criminale, ha presentato ricorso al Tribunale del riesame. Candy Maria Rodriguez, originaria di Santo Domingo, il prossimo 31 luglio affronterà il Tribunale del riesame contro gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La 23enne, considerata dagli investigatori l'intermediaria della banda criminale, si trova agli arresti domiciliari a Pavia. La misura cautelare le era stata data per il rischio di fuga. Più volte aveva tentato di rinnovare il passaporto. Secondo il suo legale si tratterebbe di un equivoco, perché la sua assistita stava cercando di rinnovare il permesso di soggiorno e non avrebbe potuto farlo senza un documento valido. Questo è quello che dirà di fronte ai giudici di Venezia. Secondo gli inquirenti invece la donna era a rischio fuga.
La Rodriguez sarebbe fidanzata di Joel, che la sera dell'omicidio avrebbe fatto da palo a Sergio Lorenzo e José Matteo Garcia, i 2 presunti assassini che si introdussero nella casa di Margherita Ceschin, 72enne, per ucciderla. Ha deciso di andare il 2 agosto, non il 9 settembre come aveva dichiarato precedentemente, in Consiglio Comunale a Mestre il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, coinvolto nell'inchiesta della magistratura su corruzione e appalti, inchiesta che ha portato all'arresto dell'assessore Boraso. Ci sono difficoltà per le aziende coinvolte in questa inchiesta perché il sequestro di conti correnti mette a rischio gli stipendi di decine di lavoratori. Vediamo le ultime notizie sull'inchiesta in questo servizio. Abbiamo deciso che il prossimo Consiglio Comunale sarà il 2 di agosto, che è venerdì 2 agosto, con inizio alle convocazione alle 10 per l'audizione del sindaco. Il sindaco ci sarà? E il sindaco ci sarà. Al contrario di quanto aveva comunicato precedentemente, la decisione è stata presa nel corso della riunione dei capigruppo in Consiglio Comunale svoltasi in Municipio a Mestre. Il pressing fatto in questi giorni è dunque riuscito. Hanno preso atto della nostra richiesta di consiglio straordinario e quindi a norma di regolamento è stato deliberato che si tenesse il 2. Troppe volte questa amministrazione ha vantato il diritto di poter fare ciò che voleva perché aveva la maggioranza e molte volte noi abbiamo richiamato il dovere per questa maggioranza di fare le cose insieme e non di farle da soli. Ci sembra che queste posizioni che stanno emergendo siano, al di là dello sgretolamento, della solidità della maggioranza, siano un atto di responsabilità almeno apparente. Sia maggioranza che opposizioni pretendono chiarimenti dal sindaco che non possono arrivare dopo la pausa estiva come invece lui aveva detto di voler fare. Abbiamo chiesto i chiarimenti e abbiamo chiesto appunto che la rassicurazione che la macchina non si fermi per il bene della cittadinanza del comune stesso. Non abbiamo fatto richieste di dimissioni, abbiamo fatto richieste che il sindaco valuti quello che ritiene migliore. Di diversa opinione le opposizioni che invece continuano a chiedere le dimissioni e mettono sul piatto comportamenti ritenuti poco consoni. È grave che abbiano scelto di farlo a Mestre il Consiglio straordinario perché in quanto straordinario doveva essere in una sede ordinaria che è quella di Venezia. Il fatto che abbiano scelto di farlo qua è come un atto di difesa, insomma un atto di un po' viltà, ecco, e questo non fa onore a questa giunta. Abbiamo fatto un po' una discussione perché all'inizio volevano addirittura confinare i cittadini solo sull'Androne al piano terra. Fortunatamente un po' la ragione li ha riportati appunto alla ragione e quindi potranno partecipare anche in questo piano qui dove siamo adesso. Il regolamento che hanno imposto, non per questa volta ma ancora dallo scorso mandato amministrativo, limita fortemente il tempo e le modalità di intervento dei consiglieri. Noi abbiamo chiesto che ci sia più tempo per discutere in un'occasione così straordinaria in attesa di mandarli a casa e di cambiare questo regolamento poco democratico. Intanto dal 31 luglio inizieranno le udienze al Tribunale del Riesame di Venezia per gli indagati. Le prime riguardano alcuni degli imprenditori soggetti al provvedimento del divieto di impresa. Per quanto riguarda l'ex assessore Boraso in carcere, il termine per l'istanza è per domani. Il suo legale attende di incontrarlo. Dobbiamo vedere se presentarla o meno. Una volta che abbiamo deciso di presentarla poi valuteremo poi. Servizio di Ilaria Marchiori, ieri sera ne abbiamo parlato a Focus, tra gli ospiti anche Luigi Calesso di Coalizione Civica Treviso. Sentiamo cosa ha detto. Palese che non può più fare l'assessore, è palese che c'è un conflitto di interessi talmente colossale che non si capisce neanche come quell'assessore abbia potuto ricoprire quell'incarico. Quando il sindaco dice a Boraso, fermati qua, mi dicono troppi che chiedi soldi, devi smetterla di chiedere soldi perché mi dicono in troppi che li chiedi. Ma se il sindaco ha sentito che uno suo assessore chiede soldi, non è che lo chiama lì e gli dice fermati un attimo. Il sindaco prende e va dal magistrato e gli dice che ci sono dei sospetti se ritiene che ci siano. Se invece non ritiene quelle voci credibili, non fa nulla.
Allora questi sono i motivi politici per cui Brugnaro deve dimettersi, indipendentemente dal fatto che vengano accertate le sue responsabilità giudiziarie, perché in queste condizioni non si può continuare a amministrare un comune quando... Continuare a amministrare un comune, diceva Calesso. Vediamo la manifestazione in campo Santa Margherita di coloro che appunto continuano a chiedere le dimissioni del sindaco e della giunta. Credo che non è una giunta, si è dimostrato un comitato d'affari. Siamo di fronte a un tale livello di commistione tra pubblico e privato, tra partecipate del comune e aziende private, che il sindaco dovrebbe dare le dimissioni anche per non bloccare la città, perché in queste condizioni, con probabilmente altre persone indagate di cui non sono usciti i nomi, la situazione comporta la paralisi per la città. Secondo punto, Venezia non merita ogni volta di uscire agli altari della cronaca per inchieste giudiziarie. Penso che dovrebbe dimettersi, ma io purtroppo sono convinto che il 2 agosto non lo farà. Ed è un grave errore, credo anche per lui e credo anche per tutti loro, per difendersi meglio. Saremo presenti per fare voce grossa, spero, anche in una maniera compatta e unita da parte della popolazione veneziana e mestrina. Perché essere qui questa sera qui a Campo Santa Margherita Venezia? Secondo me è fondamentale difendere la dignità di una città come Venezia, il cui interesse è stato svenduto da troppi anni a quello di privati. Lo si sapeva già prima, era già intuibile molto prima delle indagini che sono emerse in questi giorni, e credo che non sia più sostenibile una situazione del genere. Io ho appena chiesto pochi minuti fa il commissariamento dell'ente di governo di Venezia, perché risulta evidente che da Venezia fino ad arrivare a Chioggia il trasporto pubblico locale sta saltando. La Regione, con la sua legge regionale, la 25 del 98, delega gli enti di governo a espletare questa funzione. È evidente che a Venezia non solo non viene espletata bene, saltano linee non corse, linee tutti i giorni a servizio dei cittadini, a servizio di segmenti turistici importanti, e quindi credo che la Regione dovrebbe riprendersi la sua competenza, anche perché le ultime vicende giudiziarie ci dicono che non abbiamo più neanche un interlocutore con cui parlare. Jonathan Montanariello, consigliere regionale del PD, e prima c'è stato anche Gianluca Schiavon di Rifondazione Comunista. Intanto c'è alta tensione per il degrado a Vicenza. In prefettura il Comitato Ordine e Sicurezza si è riunito per trovare una soluzione e dare una risposta ai commercianti che chiedono un giro di vite. Sentiamo Carlo Alberto Inghilleri. 1000 occhi sul centro storico. Decolla il progetto che vede protagonisti i vigilantes, sentinelle in rete con le forze dell'ordine. Oggi in prefettura a Vicenza il rappresentante del governo ha convocato i commercianti. Summit per definire come impostare l'ultimo progetto di sicurezza urbana. Noi abbiamo chiesto l'appoggio tramite il sindaco per questa iniziativa di aumentare un po' il controllo del centro storico, e adesso dobbiamo fissare gli ultimi dettagli per portare a termine la questione. I commercianti chiedono di avere professionisti autorizzati a girare in bicicletta per sorvegliare il centro storico, e il Comune appoggia questa proposta discussa oggi in prefettura all'interno del Comitato Ordine e Sicurezza. È veramente un'iniziativa lodevole, importante, quella proposta dai commercianti, da alcuni commercianti del centro storico, che si stanno mettendo in rete per mettere in comune sostanzialmente la sorveglianza privata, la vigilanza privata. Già molti di loro ce l'hanno, ma l'idea è quella di metterla in rete per consentire poi anche a questi vigilantes, a queste persone autorizzate, di potersi spostare da un locale all'altro e quindi svolgere un servizio, un presidio in centro storico.
I vigilantes in tal caso avrebbero il ruolo di segnalare alle forze dell'ordine eventuali reati, situazioni sospette, che poi è quello che già fanno i militari dell'operazione Strade Sicure, piuttosto che più generalmente qualsiasi cittadino che girando assiste a situazioni di pericolo. L'esercito che abbiamo in città serve da fanno le ronde e quindi sono quelli che sono preposti per segnalare eventuali problemi. I vigilantes andrebbero forse in supporto, però poi alla fine chi agisce, quindi chi ha il potere per intervenire, sono esclusivamente le forze dell'ordine, quindi io piuttosto chiederei all'amministrazione, al prefetto e agli organi di competenza un maggiore supporto di forze dell'ordine, perché loro sono quelli appunto che devono tutelare i cittadini. Secondo me sarebbero da applicare più telecamere come ce ne sono nelle città, diciamo, europee, più a nord. Non tanto la presenza fisica, perché la presenza fisica quando diciamo viene vista basta girare l'angolo e si fa. Le forze dell'ordine si fanno in 4, sono in pochi, lo sappiamo, ecco dove lo Stato dovrebbe dare una mano all'amministrazione comunale e portare poliziotti, carabinieri, vigili in città, perché da soli non ce la fanno. Perché? Per arrivare al punto che dobbiamo noi commercianti mettere la sorveglianza privata a spese nostre? Visto anche i tempi come sono, che il lavoro è poco, la città si è svuotata per vari motivi, ci sono tante cose da rivedere secondo me qua in città. Non tutti i commercianti sono convinti che la sorveglianza privata sia la risposta al degrado e all'insicurezza, anche perché c'è chi si chiede: ma chi ingaggerà i vigilantes? È un'iniziativa proposta dai commercianti, quindi a carico dei commercianti che mettono insieme le attività di vigilanza, ma stiamo anche cercando di capire quali possono essere le modalità di collaborazione, in particolare con l'amministrazione locale. Vediamo alcuni titoli dell'Arena di Verona: rapina nella villa di una coppia di anziani, sgominata una banda in trasferta, altri 4 arresti. Picchiata in brada 4 ragazze, pugni e calci in testa, ho denunciato e ora temo ritorsione, dice la vittima. 2 escursionisti sorpresi dal temporale sul sentiero delle Creste, sul Baldo, recuperati nella notte, e la morte di una signora di Cologna Veneta, deceduta 54 anni, il dolore di una comunità sapeva entrare nel cuore. Andiamo vediamo a Bassano del Grappa, i commercianti, avete visto a Vicenza, allarme per la sicurezza, e i consumatori invece a Bassano del Grappa, allarme per l'aumento esponenziale dei prezzi. Sentiamo Alex Giuliano. Non c'è tantissima gente ai banchetti della frutta e della verdura al mercato. Perché? Perché i prodotti hanno subito un rincaro e i bassanesi hanno preferito centellinare le spese. Questo è quello che emerge dalla nostra inchiesta giornaliera qui al mercato di Bassano del Grappa, dove comunque a frutta e verdura non si rinuncia, ma dove si preferisce comprare di meno e puntare tutto sulla qualità. Secondo lei sono rincarati i prezzi? Sì, abbastanza. Più la frutta, la verdura, che cosa in particolare? La frutta. Secondo voi frutta e verdura sono aumentate, costano di più? Sì, secondo me sì. Però se pago per la qualità va benissimo. Signora, frutta e verdura più care rispetto all'anno scorso, ad esempio? Certo, ma c'è stato un momento in cui erano ancora più care, adesso stanno un pochino, diciamo, sistemandosi i prezzi, però comunque rimangono molto cari. D'altra parte penso anche a chi coltiva, che ha tanti costi, per cui insomma bisogna anche accettarlo. Tutto costa di più. Non solo frutta e verdura, sì, frutta e verdura sì. Ma si rinuncia o magari si compra di meno? Rinunciare è impossibile. Sì, cerchi un po' di stringere la cinghia. Il triplo. Triplo? Triplo.
lei si è accorta dell'aumento dei costi di frutta e verdura? Sì, certo, penso come tutti i costi, anche nei supermercati, anche al mercato, ovunque, insomma. Si rinuncia però a questi prodotti o magari si punta a comprarne di meno, si punta più sulla qualità? No, per quanto mi riguarda io punto sulla qualità e comunque mantengo sempre un consumo più buono di verdura e di frutta anziché carne. Fai insomma quello che puoi, sia un po' per agevolare secondo me gli agricoltori che comunque saranno, se smettono di lavorare loro, noi comunque non andiamo tanto bene e anche comunque e magari preferendo appunto acquistare da loro anziché nelle grandi catene, insomma, ecco. Raccolte queste interviste da Alex Giuliano della nostra redazione di Bassano del Grappa. Andiamo in pubblicità, 2 minuti con Renato Cappoia e Simone Merlo in regia. Tra poco state con noi. Sono stati attimi di terrore a Cortina d'Ampezzo, dove la funivia che trasporta i turisti in cima alla vetta centrale delle Tofane si è sganciata all'improvviso alla stazione di arrivo. La società delle funivie di Cortina dice non è accaduto niente di strano. Intanto vediamo il servizio. È un'accelerazione molto progressiva, no? Invece adesso era strappia, allora strappia, ha dondolato molto, veramente si può lamentare. Sono stati attimi di panico quelli vissuti dai 30 passeggeri che attorno alle 16 di domenica scorsa si trovavano sulla funivia Tofana Freccia del Cielo che collega la Tofana di Mezzo al centro di Cortina d'Ampezzo. La cabina, che stava per eseguire la discesa dalla stazione sommitale a 3200 metri di quota verso quella intermedia di Col Druchet, si sarebbe improvvisamente e bruscamente sganciata dalla partenza, percorrendo alcuni metri in maniera incontrollata fino all'attivazione del freno di emergenza, che ne avrebbe arrestato la corsa, facendola però oscillare pericolosamente. Nessuna conseguenza per i passeggeri, nonostante gli attimi di vero terrore, poiché anche se in forma più lieve, la stessa dinamica, come testimoniano queste immagini, si sarebbe ripetuta almeno altre 2 volte. Sulla vicenda il primo cittadino di Cortina si è espresso manifestando la massima fiducia sulla qualità e affidabilità dell'impresa che gestisce l'impianto. Quello che posso dire io è che la società, Tofana, è una società assolutamente seria che per quanto mi riguarda è da anni sul territorio e quindi ha sempre dimostrato di saper utilizzare gli impianti nel migliore dei modi. Mi sembra di capire che comunque è stato un danno elettrico dovuto ai fulmini, ma che prontamente tutti i sistemi sono entrati in servizio. Ci sarebbe un guasto all'impianto elettrico dunque all'origine del malfunzionamento, forse causato dal temporale che quel pomeriggio si stava abbattendo sulle Dolomiti. Grazie all'attivazione di un secondo motore i passeggeri sono stati fatti risalire alla stazione di partenza, da cui dopo le verifiche dei tecnici durate fino alle 20 sono stati finalmente riportati a valle. Sulla vicenda sia la società Tofana che l'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari hanno finora preferito mantenere il massimo riserbo. E vediamo il titolo del Corriere delle Alpi, proprio sulla prima pagina del Corriere delle Alpi: fulmine o guasto elettrico, funivia a norma, nessun rischio. È entrato in funzione il motore di riserva, il sindaco di Cortina dice i nostri impianti vengono sempre revisionati. Due pecore, 2 agnelli e una capra sono stati sbranati all'alba di ieri da un lupo che è entrato nel recinto di un'azienda agricola di Valdobbiadene tra le località di San Giovanni e il Follo, il tutto a pochi metri dalle abitazioni delle 2 borgate. A darne notizia il consigliere regionale Tommaso Razzolini. È inaccettabile, dice, che un lupo si aggiri indisturbato in prossimità dei nostri centri abitati. La situazione è completamente fuori controllo. Si acceleri, dice ancora Razzolini, sulla proposta dell'Unione Europea di modificare lo status internazionale dei lupi da rigorosamente protetti a protetti, definendo ormai l'urgente possibilità di ridurre il numero selezionando la concentrazione dell'animale quando considerato pericolo reale. E sono ingenti i danni causati alle aziende agricole dalla fauna selvatica. Sentiamo la protesta di Coldiretti.
Possiamo sicuramente stimare nell'ordine di milioni di euro per quanto riguarda la perdita diretta delle aziende agricole in termini sia di raccolti oltre che di patrimonio zootecnico, ma rischiano di diventare decine di milioni di euro o addirittura centinaia se mettiamo insieme anche ad esempio i ripristini dovuti ai danni ad esempio sui fossati, sulle rive, su tutto quello che è la rete di carattere idraulica del nostro territorio e che quindi necessita di manutenzione straordinaria. Campi, vigneti, frutteti, orti, pascoli devastati dalla fauna selvatica, greggi e allevamenti sotto attacco. Sono i danni causati da cinghiali, lupi, ma anche nutrie e uccelli. Pensiamo ad esempio ai colombacci che vanno a depredare insieme alle gazze e ai corvi le semine fatte dai nostri agricoltori, che vanno direttamente a prendersi le piantine appena seminate. Animali che sempre più spesso lasciano il loro habitat e si avvicinano ai centri abitati, a case e aziende. C'è veramente purtroppo una ricchezza di fauna selvatica molto importante e che oggi sta arrivando a livelli di intollerabilità perché l'azienda agricola non è più in grado di affrontarla con gli strumenti che ha a disposizione. Imprenditori agricoli che, ostacolati dai costi e dalla burocrazia, non sempre riescono a mettere in atto quelle misure necessarie a proteggere la propria azienda dagli animali selvatici. Gli strumenti ci sono, mancano però delle risorse finanziarie adeguate, mancano anche dei limiti, o meglio ci sono troppi limiti di carattere burocratico che inducono le aziende a volte ad abbandonare la possibilità di contrastare la fauna selvatica. È questo quadro che ha spinto Coldiretti ad organizzare una manifestazione di fronte alla direzione ambiente della Regione Veneto. Parleremo soprattutto di un'implementazione del cosiddetto PRIO che riguarda gli interventi urgenti ma che è limitato soltanto agli ungulati, in particolare al cinghiale, ma chiederemo anche la possibilità di avere nuove risorse e nuove modalità di applicazione sia per il cinghiale ma anche per le nutrie e le altre specie. Accanto a questo Coldiretti chiederà il riconoscimento di indennizi per le attività danneggiate dagli animali selvatici. È fondamentale anche per preservare un patrimonio che altrimenti rischiamo di perdere. I ladri sono infestati quanto e forse più dei cinghiali. A Roncade c'è stata una razzia di furti come in altre realtà della Marca. Il Comune studia delle nuove contromosse, più telecamere ma anche fototrappole e body cam per gli agenti della polizia locale. In arrivo anche un drone. Sentiamo. Stiamo valutando assieme agli altri comuni del corpo intercomunale la dotazione anche di un drone per il contrasto agli atti predatori e all'abbandono di rifiuti. Da ex assessore alla sicurezza a Mogliano, Marco Donadel, oggi sindaco a Roncade, vuole replicare il modello già in funzione lungo la direttrice del Terraglio. Realtà diverse, certo, ma l'obiettivo è comune: prevenire o limitare i furti che periodicamente interessano il territorio. L'ultima ondata a San Cipriano dei giorni scorsi ha portato a una prima contromossa. Ho già parlato sia con il comandante della polizia, della locale stazione di polizia, che dei carabinieri. Sono stati rafforzati quelli che sono i pattugliamenti, anche serali, e poi bisogna lavorare, bisogna incrementare anche quella che è la videosorveglianza. Un progetto sulla direttrice Casale sul Silevaglio è già in corso, avviato dalla precedente amministrazione, 13 telecamere in tutto, ma Donadel si dà un nuovo obiettivo. Ci sarà un ulteriore studio di fattibilità per un'ulteriore progettualità che porteremo avanti per andare a creare un vero e proprio cerchio attorno a Roncade e andare ad installare la videosorveglianza anche nelle frazioni quelle più lontane. Altro capitolo, quello delle dotazioni tecnologiche in capo alla polizia locale, concordate con i colleghi sindaci di Meolo, Quarto d'Altino e Fossalta nell'ambito del corpo intercomunale, non solo il drone dunque. Possono essere bodycam, ma anche fototrappole e dashcam. Nel frattempo ladri più o meno professionisti sono in azione. Questa è la casetta dell'acqua a ridosso della stazione dei Carabinieri, tristemente non funzionante causa furti, come si legge nel cartello. In questo caso sembra profilarsi un fenomeno. Andiamo a Udine, facciamo un salto in Friuli Venezia Giulia, perché a Udine c'è un problema di mancanza di sicurezza. Ricorderete l'aggressione ai danni di un imprenditore giapponese che è morto durante una rissa, ma c'è anche il fenomeno di una sempre più frequente delinquenza contro gli autisti del trasporto pubblico che chiedono di farsi aiutare da un legale all'azienda Arriva Udine. Vediamo.
sputi e insulti di ogni genere, ma ultimamente ci minacciano di morte. Addirittura ci dicono: sappiamo dove abiti, sappiamo la tua famiglia. Gli autisti del trasporto pubblico locale sono arrivati all'esasperazione. Le aggressioni si intensificano e non sono solo verbali. Nelle ultime settimane abbiamo avuto almeno 6 episodi di aggressioni. Spesso e volentieri sono solo aggressioni verbali, ma abbiamo avuto anche aggressioni fisiche. E noi a questo punto siamo molto preoccupati e quindi chiediamo, sulla base anche dell'immobilismo della nostra azienda, ma delle istituzioni, noi come Orsa di Udine abbiamo deciso di rivolgerci assieme a una quarantina di lavoratori da un legale, il quale legale, a tutela della nostra integrità fisica, scriverà una lettera all'azienda. Poi noi cercheremo e verificheremo se c'è anche la possibilità di rifiutarci di fare le corse dove sappiamo che ci sono situazioni pericolose. Hanno deciso di investire privatamente nella loro sicurezza perché si sentono abbandonati da tutti. Quando siamo sull'autobus siamo da soli e in realtà dobbiamo gestire, no, un po' tutto, perché è evidente che quando succedono queste cose dobbiamo gestire quello che succede davanti ma anche quello che succede dietro con grandissime difficoltà. Quindi per noi è diventato oramai invivibile e insostenibile. Noi abbiamo scritto più di un mese fa al prefetto di Udine dicendo che c'è un'emergenza, che è urgente l'incontro, e abbiamo dovuto scrivere un mese dopo per dire: guarda che siamo ancora qui, che stiamo aspettando di avere un incontro. Adesso noi chiederemo anche che si applichi immediatamente quello che è il decreto legislativo del 17 aprile di quest'anno, quindi la chiusura immediata dei posti guida, e noi chiederemo anche all'azienda di avviare immediatamente una campagna di sensibilizzazione, perché non è colpa degli autisti se ci sono i disservizi, non è colpa degli autisti se ci sono delle regole, non è colpa nostra se bisogna pagare il biglietto, non è colpa nostra se magari arriviamo in ritardo, non può essere colpa nostra. Quindi noi abbiamo bisogno di essere sostenuti dalla nostra azienda, sostenuti dalle istituzioni, cosa che in questo momento non accade. Servizio di Giorgia Bortolossi della nostra redazione di Udine. Torniamo in Veneto, a Torreglia, dove una quarantina di bambini e di ragazzi delle scuole elementari e medie sono stati colpiti da gastroenterite durante il campo scuola in una località di montagna in Trentino Alto Adige. Doveva essere una settimana di divertimento senza genitori insieme agli animatori della parrocchia, ma per un gruppo di ragazzini delle scuole elementari e medie di Torreglia il campo scuola in una località della Val di Non in Trentino si è trasformato in un'agonia. Una ventina di bambini delle elementari prima e una ventina di ragazzi delle medie poi, il giorno dopo l'arrivo, hanno iniziato a sentirsi male. Vomito, dissenteria e febbre alta, questi sintomi di quella che si è rivelata essere una forma forte di gastroenterite. Sembra che alcuni siano stati portati via in ambulanza. Provati dal vomito e dalla dissenteria, i bambini di Torreglia sono stati fatti rientrare in anticipo e il campo scuola è stato chiuso. I ragazzi erano alloggiati a Coredo, frazione del comune di Predaia, in provincia di Trento. Il servizio igiene del posto sta effettuando dei controlli sull'acqua, ma nell'albo pretorio del comune nei giorni scorsi è apparsa un'ordinanza firmata dalla sindaca che invita i cittadini a far bollire l'acqua per uso alimentare per tutte le utenze servite dalla rete acquedottistica della frazione di Torra. I genitori di Torreglia, preoccupati, sono corsi a recuperare i figli in montagna e ora chiedono chiarimenti sulla vicenda. Mi aveva avvicinato qualche giorno fa a San Biagio di Callatta un signore con i capelli bianchi, gli occhi azzurri, che mi ha detto: guardi, io ho voluto fare un regalo agli anziani come me, ho voluto con un mio terreno creare un parco e metterlo a loro disposizione in modo gratuito. E allora ho detto: verremo a vedere, e è andata Eddie Kaliman, vediamo. È un dedalo di strade secondarie nelle campagne di San Biagio di Callalta, il percorso che conduce al parco di via San Martino di Pietropol. 20.000 metri cubi di verde dove il rumore delle strade si spegne e si accende quello della natura.
e tutta la mia vecchiaia qua dentro si sta sviluppando con le mie idee, le mie caratteristiche e dei miei lavori che ho fatto. Cerco di portarle e ravvivarle per trasmetterle ai prossimi. Un giardino pensato intorno alla metà degli anni 90, l'idea nata da un architetto collaboratore del signor Pietro, per 43 anni imprenditore di una ditta di scavi. Sono del 38, sono 86 credo. Uno spazio che negli anni è diventato oasi di pace, meta per chiunque voglia passare a passeggiare e godersi la natura all'ombra di aceri, querce, olmi, acacie e di un maestoso gelso. Parco Flora, così l'ha chiamato Pietro per rendere omaggio alla moglie scomparsa. Rappresenta le mie forze lavoro, la mia attività, i miei sforzi che ho fatto, li ho deposti qua dentro e questi lavori mi sono dedicato per quasi 20 anni per riprodurre tutto e metterlo in funzione. Adesso le mie sforzi mi vengono meno e allora rimarrà com'è e i prossimi faranno loro. Non solo natura con laghetti, pontili e fiori di loto, ma anche sculture, piante aromatiche, arbusti di more e lamponi. Una mano botanica che rappresenta un po' la boscaglia, il vivere della mano che lavora, che fa i suoi lavori, che si dedica alle culture, e la mano è un ricordo bellissimo dell'uomo. Poi abbiamo il ventaglio, come ho detto prima, e le loro luci, le loro perle per i sudori che abbiamo versato nella vita e le lacrime che sono state molto anche quelle amare. La fontana che si gira su se stessa, che sono le varie interiorità dell'uomo. Può avere pensieri buoni e li dice, può avere pensieri cattivi e se li tiene. E è una fontana perché? Perché lava via tutto l'egoismo. Il sogno e il desiderio di donare il parco al pubblico e farlo diventare un luogo di residenza per gli anziani. L'invito a passare e ritrovare il contatto con la natura intanto è esteso a tutti. Se vogliono venire l'ingresso è libero e ben accetti, e se vogliono passare 2 ore camminando, altrimenti io sono contento lo stesso. Complimenti a Pietro Polla, imprenditore 86enne di San Biagio di Callalta. È raro vedere tanta generosità, è un terreno che Pietro Polla avrebbe potuto vendere per ricavarne molti soldi, invece l'ha messo a disposizione degli anziani. Importanti ristrutturazioni al villaggio ex Eni di Borca di Cadore. Grazie ai recenti restauri saranno disponibili 45 nuovi alloggi per lavoratori in vista delle Olimpiadi del 26. Sulle sorti dell'ex villaggio Eni di Borca di Cadore la voce del bellunese si è alzata all'unisono. Riqualificazione, la parola d'ordine, la proposta di assegnare alla colonia realizzata da Edoardo Gellner il sito per il villaggio olimpico per l'appuntamento del 2026 è stata un buco nell'acqua ed oggi tocca ai privati metterci del proprio per rivalutare il sito di insostituibile valore architettonico distante 10 minuti dalle sedi di gara. Ci ha pensato la Corte delle Dolomiti di Borca di Cadore con un intervento di restauro di 45 appartamenti per rispondere all'endemica carenza di alloggi nella Valle del Boite. Dopo quasi 4 mesi di lavori stiamo riaprendo il Residence Corte, una residenza turistico-alberghiera a Borca di Cadore sita nell'ex villaggio Eni. 45 appartamenti sono stati completamente ristrutturati sia da un punto di vista edile sia da un punto di vista funzionale per quello che riguarda bagni, cucine, pavimenti, in parte con gli arredi. €1 milione l'importo dei lavori realizzati quasi esclusivamente da imprese bellunesi e che permetteranno alla struttura di essere operativa 365 giorni l'anno, trasformando di fatto la tipologia di residenzialità da turistico stagionale alla locazione nel medio-lungo periodo per famiglie e lavoratori, gli stessi che sovente si trovano costretti a rinunciare alle offerte di lavoro proprio a causa della mancanza di alloggi. Conclusa la stagione estiva si procederà ad un nuovo ed ultimo stralcio di lavori per il rinnovo di arredi e facciate esterne. Le tempistiche saranno quelle dell'autunno e poi ancora della primavera prossima, anche per fare in modo di trovarci pronti con le Olimpiadi del 2026. Servizio di Stefano Bozzi della nostra redazione di Belluno. Andiamo in pubblicità e torniamo subito per la chiusura. Andiamo con una notizia del Mattino di Padova, vediamo
un'ex professoressa di matematica trovata senza vita in casa, era morta da qualche giorno. Isabella Sartori, il nome, 75 anni, aveva insegnato matematica all'Educandato San Benedetto, viveva sola con i propri gatti. E restiamo a Padova perché l'Università di Padova è stata considerata e giudicata la migliore università d'Italia e è comprensibile e legittimo l'orgoglio della rettrice, la professoressa Mappelli. Prima università italiana, un orgoglio ma anche una grande responsabilità. Un orgoglio, una grande responsabilità e oggi anche una grande soddisfazione. Sì, è una grande responsabilità e una responsabilità nei confronti dei nostri studenti, che ormai siamo a quota più di 74.000, e poi nei confronti anche del Paese, perché noi formiamo i giovani del futuro. Un giorno storico per l'Università di Padova che dopo 14 anni torna a riconquistare il primato tra i mega atenei statali italiani, secondo la classifica Censis Repubblica, superando la storica rivale, l'Università di Bologna, dalla cui costola nacque nel 1222. 24.000 nuove matricole all'anno, 200 corsi di studio, 93 corsi di laurea, 14 corsi di laurea magistrale a ciclo unico, 100 corsi di laurea magistrale. Una macchina complessa che conquista il suo primato grazie a uno degli investimenti principali degli ultimi anni, l'internazionalizzazione. Il primo punto è quello dell'internazionalizzazione, su cui noi stiamo lavorando veramente da molto tempo, e solo per darvi un dato, l'anno prossimo partiremo con 207 corsi di studio, e di questi 207 corsi di studio ben 60 sono erogati interamente in lingua inglese. Però non è solo quello, non è sufficiente erogare dei corsi in lingua, bisogna mettere in atto poi tutta una serie di politiche che permettano anche l'accoglienza e l'integrazione dei giovani studenti internazionali che davvero provengono da tutto il mondo. Noi abbiamo un International Office, siamo pronti all'accoglienza, abbiamo tutto un sistema anche di tutorato che segue questi studenti, e poi ricordo sempre che siamo forse l'unico ateneo italiano che ha la questura all'interno dell'università. Attualmente sono 7.500 gli studenti internazionali che si aggiungono a quelli in arrivo da ogni parte d'Italia, attirati da una occupabilità al termine degli studi che totalizza un punteggio altissimo, 91. Non solo lavoro, il risultato è legato alle operazioni realizzate in tema di sostenibilità e di diritto allo studio, con la no tax area 30.000 euro più alta d'Italia. Una città nella città di Padova, l'università che con Padova dialoga da sempre. Sullo sfondo il tema case e caro affitti, su cui anche l'università è operativa, e le grandi sfide future a partire dal campus di scienze sociali ed economiche che sorgerà alla ex caserma Piave e dal nuovo ospedale di Padova Est. Servizio di Chiara Gaiani, ed è tutto per oggi. Vi ricordo l'appuntamento con Focus alle 21:15. Buona giornata.